Lei sa che Fratelli d'Italia ha lanciato qualche settimana fa, ad esempio, un sondaggio, immagino daremo esito a questo sondaggio indicativamente entro metà settembre e fine settembre. Si evince chiaramente come le preoccupazioni dei nostri concittadini, dei cittadini di Udine, ma anche di coloro che vengono banalmente, non è banale invece, a lavorare a Udine, il tema sicurezza sia un tema di primaria importanza. È evidente come la tematica della sicurezza sia prioritaria nelle idee e nelle azioni del gruppo di Fratelli d'Italia. Lo ribadisce il coordinatore regionale Walter Rizzetto nell'illustrare i rinforzi che arriveranno per le forze dell'ordine in regione. Quindi sono circa 122 in tutto, di cui, come lei giustamente ha ricordato, 36 a Udine, sempre rispetto a Questura, Squadra Mobile, Ufficio Immigrazione, Polizia Ferroviaria. È un'ennesima risposta rispetto a quello che fondamentalmente emerge anche, e purtroppo sottolineo, dalla città di Udine. Avrei preferito sentire, vedere, essere sollecitato, diciamo, più spesse volte dalla politica locale, dall'amministrazione della città di Udine. Così non è stato e quindi voglio dire, noi ne siamo felici che arrivino questi nuovi agenti, queste 36 unità a Udine, però serve l'impegno da parte di tutti. Da presidente della Commissione Lavoro al Parlamento, Rizzetto poi esprime quelle che sono le sue preoccupazioni sulla potente ascesa dell'intelligenza artificiale. Le parla una persona che non è complottista per forma mentis, però effettivamente considerate che noi stiamo continuando un'analisi molto approfondita su quello che è l'applicazione di sistemi di intelligenza artificiale, ad esempio in tutta la filiera del mercato del lavoro, è un tema. È chiaro che la politica, sotto questo punto di vista, deve tentare di gestire questa che è una vera e propria transizione che sarà più impattante della rivoluzione industriale Certo. sotto molti punti di vista. Il problema vero è la mancanza di regole di ingaggio che siano condivise a livello planetario, a livello globale.